C'è stato un accordo tra il responsabile, quello che doveva essere il responsabile letterale di Fratelli d'Italia, Tommaso Razzolini, mio collega in Consiglio regionale, e alcuni esponenti della Lega, dove è stato deciso che io non dovevo partecipare alle elezioni comunali del mio comune, dove dovevo starne fuori, non dovevo mettere becco all'interno di quelle che erano le elezioni. Non sono stato invitato a nessun incontro elettorale e mi è stato chiesto da parte del segretario, dopo queste riunioni, il segretario della mia sezione, di starne fuori. Quello che Alberto Villanova si toglie in diretta Ring non è un sassolino dalla scarpa, assomiglia di più a un macigno, con accuse pesanti e precise destinate a creare ulteriori dissesti nella Lega della Marca. A urne chiuse il capogruppo del Carroccio in regione torna sulle polemiche seguite al primo turno del voto e agli scontri interni, le voci che lo volevano nelle liste di proscrizione della segreteria provinciale, tra quelli che non hanno sostenuto i candidati scelti dagli accordi di coalizione. Dimitri Coin ha sempre ribadito che il suo nome non c'è mai stato tra gli esponenti sotto accusa, ma Villanova attacca frontalmente sia la Lega che Fratelli d'Italia sul caso che più gli sta a cuore, la sua Pieve di Soligo, dove il centrodestra si è accordato per la candidatura di Alexa Spina, in quota con i meloniani, sconfitta poi da Stefano Soldan. Questa è la prima volta che parlo dopo le elezioni, perché mi ero riproposto di non parlarne fino ai ballottaggi. Sono stato messo in croce sui giornali dove sembrava ci fosse una richiesta di espulsione nei miei confronti perché non avevo sostenuto il candidato appunto di Fratelli d'Italia nel mio comune. Non ho voluto parlare per non creare tensioni all'interno del partito, visto che c'erano delle elezioni importanti, però non mi va neanche bene passare come capro espiatorio, perché in queste settimane sono passato per capro espiatorio, a me è stato chiesto di non correre. La mia segretaria provinciale era perfettamente informata dei fatti, è stato avvallato quello che è stata questa decisione e quindi sono rimasto fuori. Dal K3 si preferisce non commentare lasciando le questioni interne fuori dai riflettori. Per Tommaso Razzolini invece, chiamato in causa per i meloniani, si tratta di pure invenzioni. Ero al tavolo come esponente di Fratelli d'Italia, spiega, e ho più volte chiesto se Villanova sarebbe stato della partita. La sezione locale della Lega ha fatto sapere che si sarebbero arrangiati. Villanova, conclude Razzolini, non deve accusare noi, ma tutt'al più chiedere conto al suo stesso partito. Esattamente quello che in diretta dice Roberta Garbuio, responsabile organizzativa di Fratelli d'Italia nella Marca, che aggiunge benzina sul fuoco. Noi abbiamo sempre avuto rispetto degli alleati, tanto è vero che noi in nessuna tornata elettorale abbiamo spaccato noi con gli alleati, ma abbiamo sempre avuto massimo rispetto, cosa che secondo me non può dirsi al contrario. Quello che è successo nel mio comune è stata una grandissima mancanza di rispetto nei miei confronti. Cioè, ma si rende conto di che cosa sta facendo? Lei se la prende con un suo alleato, ok? Quando le decisioni della segreteria provinciale non dipendono ma io posso ragionare anche con la mia testa, non ho bisogno di ragionare tramite segretari provinciali o tramite... Io posso dire che la scelta che avete preso che avete portato avanti nel mio comune è stata una scelta che vi ha portato a perdere anche in maniera abbastanza netta, e è stata una grande mancanza di rispetto, io l'ho vissuta così. La guerra insomma è tutt'altro che chiusa e forse questa volta Villanova finirà sul serio nelle liste di proscrizione.